Un teatro per riflettere, ricordare e trasmettere valori civili alle nuove generazioni. All'Auditorium Comunale di Rivignano Teor è andato in scena lo spettacolo Anime di piombo, promosso dall'Associazione Nazionale Carabinieri della sezione di Latisana in collaborazione con il Comune. L'iniziativa è stata dedicata alla memoria dell'appuntato dell'Arma Enea Codotto ucciso nel 1981 durante uno scontro a fuoco. Il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, ha evidenziato il forte valore educativo dell'iniziativa. La storia di Enea Codotto, ma la storia di una persona che svolgendo il proprio lavoro, portando la divisa, rappresentando lo Stato, ha perso la vita in anni terribili, in anni drammatici, in cui c'era una violenza inaudita, una violenza inaccettabile, inaccoglibile, che in qualche modo deve fare riflettere ancora oggi. Lo spettacolo, firmato da Andrea Regeni e Sandra Cosato, con la collaborazione di Paola Bonessi, ripercorre alcune delle vicende legate al terrorismo in Italia, tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli 80, i cosiddetti anni di piombo. In platea presenti numerosi studenti delle scuole secondarie di primo grado di Muzzana del Turniano, Palazzolo dello Stella e Rivignano Teor. Tra i presenti il vicepresidente della regione Mario Anzil, il comandante della Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia, generale di brigata Gabriele Vitagliano, il presidente della sezione NC di Latisana Giovanni Doretto, la dirigente scolastica Renata Ferrarese e il sindaco di Rivignano Teor Fabrizio Mattiussi. L'impegno degli organizzatori è che questi ragazzi abbiano capito il senso di questa storia e soprattutto naturalmente la necessità di distinguere sempre tra vittime e carnefici ed essere sempre dalla parte di chi subisce i torti, dalla parte di chi soffre, dalla parte di chi porta le conseguenze di questi atti delittuosi.